condizione o facciamo, cioè quando finisce il presidente tocca il sindaco e poi tocca la... Qua mi muovo io. Abbiamo un'altra sedia. Mi muovo io, poi io ritorno qui. Abbiamo un'altra sedia? No. No, beh, non lasciamo la sedia vuota però. Sì. Vai. Vai. Facciamo in ordine perché così poi quando è finito l'intervento facciamo cambio. Poi che ci scambiamo per rispetto dietro, mi metto da io, dai. Ma dai. Poi io che poi mi chiamano. Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuto a tutti i presenti qui oggi a Palazzo Ferrofini e a chi ci sta seguendo dall'online. Palazzo Ferrofini, che io amo definire la casa di tutti i veneti, che ospita frequentemente eventi di alta qualità e di interesse per la nostra regione ma anche oltre. Ultimamente abbiamo affrontato spesso tematiche relative all'intelligenza artificiale, analizzando le innovazioni, gli usi, le applicazioni e anche le potenziali problematiche e pericoli. Lo scorso anno, proprio in questa sala, abbiamo avuto una vera lezione tenuta dal professor Federico Fagin, vicentino e inventore del microchip, e solo per citare l'ultimo di una serie di eventi, appena lunedì scorso, sempre in questa sala, abbiamo ospitato il seminario su innovazione, tecnologie e intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, con la partecipazione di professori della Ca' Foscari e dell'Università del Salento. Ora presentiamo un nuovo corso di DTS che partirà il prossimo anno accademico a Valdagno. La città laniera nella storia fu un luogo simbolo dell'industria italiana e della dimensione di modernità che rivediamo ancora in quella città sociale che dal secolo scorso ci indica una strada, una visione strategica capace di vedere lontano. Prevedere significa vedere prima degli altri. Ecco che il corso di intelligenza artificiale developer e data analyst è un'opportunità formativa che apre le porte al futuro. Un filosofo francese, Henri-Louis Bergson, spiegava che l'occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere. Capire l'intelligenza artificiale per saperla adoperare significa abitare il futuro, significa comprendere le grandi opportunità che le tecnologie offrono e metterle a disposizione della società e dell'economia come delle famiglie e dei cittadini in genere. Ecco perché è importante questa proposta di specializzazione che colma una lacuna nel panorama formativo, facendo di Valdagno un punto di riferimento per l'intero Veneto, dove, non dimentichiamo, esiste anche un'esperienza particolare, straordinaria a Roncade, nel trevigiano Lake College, un autentico campus universitario avanzato. Sono due le proposte dell'ITS, appunto Digital Academy a Valdagno e di Edge Farm a Roncade, diverse tra loro, che si rivolgono a pubblici diversi ma che sanno entrambe essere altamente innovative e di qualità, tesi a dare ai nostri giovani gli strumenti e i mezzi per competere nel mercato internazionale delle professioni avanzate e innovative. Non ci nascondiamo che stiamo vivendo un momento difficilissimo per il nostro Paese e per l'intera Europa. Noi stiamo vivendo, anzi subendo, una svolta epocale che non ha precedenti nella storia. Ad oggi l'Unione Europea, anche per scelte suicide della precedente Commissione Europea, dipende dai paesi stranieri per quasi l'80% dei prodotti digitali e dei servizi, delle infrastrutture e delle proprietà intellettuali. Per non parlare della dipendenza dall'estero di materie prime, prodotti fondamentali, a iniziare dall'acciaio. Estremamente pesanti sono poi le lacune in termini di cloud computing e pesantissimi ritardi sull'intelligenza artificiale. Viviamo in un'epoca di profonda trasformazione digitale, dove l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati stanno ridefinendo e rivoluzionando ogni settore. L'innovazione farà tramontare molti mestieri e lavori,
modificherà molti altri, ne creerà sicuramente di nuovi che oggi però appunto ancora non conosciamo. Ma chi si attrezza per tempo, chi prepara oggi la propria mente a vedere e comprendere la nuova realtà, sarà grande protagonista del domani. Non verrà preso in contropiede. Giusto usare una metafora calcistica. Questo è un corso che appunto è un ponte verso le professioni più richieste già oggi, ma ancor più domani. Ai giovani studenti diciamo: state per entrare in un campo che vi darà gli strumenti per essere protagonisti dell'innovazione. Lavorerete con tecnologie all'avanguardia e svilupperete competenze che vi renderanno preziosi in qualsiasi contesto professionale. Ai genitori assicuriamo che stanno investendo sul futuro dei loro figli. La domanda di questi nuovi professionisti cresce costantemente, con opportunità di carriera e retribuzioni molto interessanti e anche con una qualità di vita migliore per chi appunto saprà cogliere l'occasione. Agli imprenditori garantisco che questi professionisti saranno la chiave per mantenere le proprie aziende competitive, ottimizzare i processi e scoprire nuove opportunità di business. La cosa particolare di questo corso è che appunto nasce dal basso. La storia è bella perché appunto aziende come Amer e anche altre ben strutturate avrebbero potuto fare un'academy addirittura interna, ma hanno preferito mettere a fattor comune le esigenze e dare anche un segnale al territorio di sapersi unire e creare ciò che serve per continuare ad essere competitivi sul mercato e al contempo offrire al territorio vicentino, in questo caso, un'opportunità che prima non c'era. È un esempio che secondo me andava raccontato e va secondo me anche esportato, proprio perché, ripeto, è una cosa che parte dal basso. Questa a Valdagno non è solo formazione, è un investimento nel futuro, un futuro dove l'intelligenza artificiale e i dati saranno sempre più centrali e dove i nostri studenti saranno in prima linea nel guidare questa trasformazione, perché i loro occhi vedranno chiaramente ciò che i nostri occhi adulti vedono oggi solo in modo indistinto, se non addirittura offuscato. Quindi abbiamo fortemente voluto portare questo esempio qui a Venezia proprio perché, ripeto, è una esperienza secondo me nuova, particolare, che parte proprio dall'esigenza delle aziende, che vede aziende insieme alle associazioni di categoria che assieme mettono risorse, investono tempo, mettono anche le loro aziende a disposizione per poi far formare i ragazzi, perché, ripeto, dobbiamo essere in grado di leggere quello che capiterà nel prossimo futuro e imprenditori illuminati hanno saputo cogliere questa necessità e farlo in maniera sicuramente importante. Cederei la parola al sindaco di Valdagno, che oltre ad essere un imprenditore direi molto importante e anche appunto amministratore della città laniera. Sindaco Giordano, prego. Grazie Presidente. Sì? Si sente? Ecco. Sì. Grazie Presidente per questa opportunità. Sì, diciamo parlo da sindaco, ma soprattutto parlo anche a nome degli altri sindaci della Vallata del Lagno, perché l'ITS partirà, come si sa, nel comune di Valdagno, ma in realtà diciamo, gli effetti ci saranno su tutta la vallata e oserei dire anche almeno nell'Alto Vicentino. Questo progetto quindi noi l'abbiamo accolto come comune, anche noi abbiamo messo la nostra come comune il nostro piccolo contributo economico insieme alle aziende e alle associazioni di categoria e la cosa di cui sono più fiero come sindaco di Valdagno è che questo è uno delle 4 casi nel Veneto di questo tipo di insegnamento e soprattutto che è ad oggi l'unico caso forse in Italia di iniziativa di ITS che parte dal basso, dando anche quindi uno stimolo per quella che è diciamo il grande ritardo che come paese accumuliamo rispetto alla Germania in questo tipo di formazione mista, no? Fatta di aula e di impresa. Quindi siamo molto contenti di dare anche
una possibile best practice per altri territori, perché il lavoro da fare per aggiornare la nostra offerta formativa è molto importante. Ecco, io poi, diciamo, investendo, diciamo, a parte pubblica, quindi abbiamo detto c'è stato investimento da parte delle imprese, investimento da parte degli organi intermedi, quindi le associazioni di categoria, che hanno messo a disposizione gli spazi e con cui stanno collaborando anche col Comune per gli aspetti urbanistici. Ci ha messo, diciamo, del suo anche il Comune di Valdagno, e quindi poi noi auspichiamo che ci sia anche l'interesse dalla parte pubblica, una volta che, diciamo, degli enti superiori, no, ai comuni, una volta che l'ITS avrà dimostrato di funzionare, di prendere in carico questa scuola. Quindi diciamo, le aspettative sono anche in questo senso. Quindi ringrazio ancora per questo invito e lascerei, diciamo, la parola agli altri relatori per entrare proprio nello specifico. Bene, grazie. Allora, sì, magari uso qui, bene. Ce la faremo. Bene, intanto grazie dell'opportunità, ringrazio il Presidente Ciambetti di questa bella occasione che riprende quanto già promosso nel Paese, in Valdagno, proprio come momento anche iniziale di questa avventura, ed è proprio un'avventura. È stata detta prima, è un progetto nuovo, un progetto pilota, un progetto particolare, un progetto che segnerà, a mio avviso, assolutamente il passo, perché nasce dentro una prospettiva nuova, mette insieme una dimensione istituzionale, che è l'ITS Digital Academy Mario Volpato, che io rappresento come in qualità di direttore generale, e la mette insieme a quella che è una comunità di imprenditori e di istituzioni e di popolazione, quindi di una in qualche modo grande comunità che lavora insieme per un obiettivo. Questo è indubbiamente la caratteristica principale, cioè non solo risorse pubbliche, ma si può fare, in questo caso, attività formativa di alto livello, anche con l'impegno davvero delle imprese. E in questo senso, quando si parlava poco fa di la possibilità delle imprese, un tentativo di risposta da parte delle imprese di le esigenze formative di creare le proprie academy, noi diciamo noi siamo l'academy del sistema imprese dei territori, e in questo senso questa è la dimostrazione che è un esempio virtuoso, è un esempio che può essere facilmente imitato. L'ITS Digital Academy Mario Volpato, che io rappresento, e intanto del quale porto i saluti del Consiglio di amministrazione, in particolare del Presidente Alberto Zanatta, che è all'estero e voleva essere presente e ha sperato fino all'ultimo di poter essere qui al mio posto con più autorevolezza a raccontare di questo, e che in qualche modo ringrazia. E è una fondazione di partecipazione e come tale ha, ecco qua un altro fattore chiave, lo scopo di essere partecipata da chi? Dagli attori che entrano in gioco, le imprese innanzitutto, in questa grande in qualche modo comunità, in questa grande soggetto formativo che mette insieme le istituzioni, il sistema scuole e le imprese. È una fondazione nata anche recentemente e che ha due grandi pilastri: il sistema Confindustriale come punto di riferimento, nello specifico in questo caso assieme a Confindustria Vicenza anche Confindustria Veneto Est, in particolare Confindustria Veneto Est, e il sistema della formazione professionale del Veneto, rappresentata da molti soggetti presenti e diffusi nel territorio da molto tempo con grande peculiarità, raggruppati attraverso la sigla Forma Veneto, che mette insieme il 95% delle esperienze della formazione professionale del Veneto. È una fondazione di recente costituzione, ma che ha avuto un grande impulso perché va a coprire un gap, tenta di coprire un gap e lo fa con grande forza, di quello che è il mondo della trasformazione digitale, del processo di tutte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei dati. Un grande gap che il sistema imprese e in generale la nostra società vive. In questo senso si
rivolge agli studenti post secondaria, quindi è un sistema terziario che ha quella caratteristica di lavorare nei contesti tecnologici professionali. Possiamo chiamarla l'università professionale, potrebbe essere una buona sintesi. Certamente non è un'alternativa, è una cosa in sinergia col sistema universitario che ha proprio una sua dimensione particolare. L'università stessa, per esempio, è un soggetto che partecipa alla stessa fondazione. Quindi la fondazione ha imprenditori, ha sistema delle scuole, ha sistema della formazione, all'università, agli enti locali, una grande comunità che in qualche modo lavora tutte insieme in un obiettivo di alta formazione. La proposta che è nata con questa caratterizzazione particolare, quindi di un coinvolgimento del sistema anche imprenditoriale su Valdagno, è una proposta che si rivolge verso, e qui andiamo avanti un pochino, vediamo di inquadrare anche la proposta specifica. Ecco, qui ci sono, questa è un po', è mostrata un po' l'offerta formativa che in qualche modo abbiamo come Fondazione ITS Mario Volpato, e nello specifico trattiamo di un percorso già presente nel territorio del Veneto e che viene proposto in questa forma a Valdagno sull'intelligenza artificiale e lo sviluppo e l'analisi dei dati. È un percorso che in qualche modo va a guardare anche le frontiere di quella che è questo fenomeno dell'intelligenza artificiale applicata ai sistemi industriali. Noi abbiamo però, e questo lo metto in forte risalto perché la componente aziendale e imprenditoriale e tutte quelle che sono le expertise tecniche sono coloro che guideranno alla formazione in modo attivo. L'impresa realizza il 40% insieme con la fondazione, realizzerà il 40% del processo di apprendimento del ragazzo, perché la formazione si svolge in laboratorio, in aula, ma in particolar modo in azienda, quindi è chiamata ad essere, possiamo dire, quasi un coformatore in questo processo di apprendimento, quindi si investe direttamente. Ma noi abbiamo, ecco qua lo metto in risalto con forza, abbiamo la necessità di costruire prima dei lavoratori e tecnici preparati, uomini e donne che sono ragazzi di 18 anni, di 20 anni, che dovranno essere il futuro della nostra classe dirigente e che potrà e dovrà guidare lo sviluppo del mercato. Allora, accanto a quelle che sono le competenze specifiche professionali, c'è bisogno di, in qualche modo, che siano ragazzi capaci di affrontare con forza le sfide del futuro. Quello che noi potremmo lasciare nelle loro mani è un percorso formativo senz'altro di grande valore, lo faremo col sistema imprese, ma domani la sfida è lasciata a loro. Innanzitutto abbiamo una responsabilità come istituzione di creare giovani formati e capaci di stare sul mercato del lavoro. Non devono spaventarsi al primo errore, l'errore è un processo di apprendimento potentissimo, alla prima difficoltà. Ecco che allora ci sentiamo addosso questa grande responsabilità. Il sistema ITS è un sistema in qualche modo nuovo, noi siamo nuovi come fondazione, ma è nuovo il sistema che sta nascendo, ha avuto un grande impulso in questi anni dai grandi finanziamenti PNRR, dico molto complessi da realizzare, ma senz'altro un grande impulso. Oggi la sfida è ciò che accadrà, ciò che rimarrà per il futuro. La Regione Veneto su questo è un pilastro fondamentale, la direzione formazione, istruzione e formazione è un pilastro fondamentale, l'assessore Mantovan che in qualche modo oggi ha preso un'eredità importante la sta portando avanti con grande continuità. Su questo devo dire noi ci sentiamo davvero protetti in un campo sicuro. Oggi ad esempio abbiamo poca capacità, abbiamo avuto poca capacità attrattiva di fondi PNRR perché nuovi soggetti da poco nati non avevano base storica destinataria di finanziamenti, ma hanno avuto questo grande impulso di crescita passando da 5 corsi il primo anno l'anno prossimo 28 classi con quasi 750, saranno 750 studenti, grazie a Regione del Veneto. È un grande investimento anche di visione politica fatto con forza che ha sopperito alle mancanze di risorse mettendo a disposizione ciò che
risorse pubbliche, il bilancio, ha permesso. Ecco che allora anche l'esperienza di Valdagno mostra una strada nuova, si può fare in modo alternativo. La coesistenza dei fondi pubblici e privati sono un elemento virtuoso. Io sono certo che questa esperienza sarà un'esperienza guardata anche a livello nazionale. Sono certo che di questo, secondo me, dovremo farne anche con Regione Veneto testimonianza virtuosa. Credo anche che segnerà il passo a nuovi progetti che potranno essere imitati. Di recente nell'agenda digitale di Regione ho partecipato e ho raccontato questa esperienza. Alcuni imprenditori mi hanno fermato: anche noi vogliamo realizzare questo progetto. Io ci sono e in qualche modo, senz'altro questo è un grande merito, e mi riferisco ad Amer e a Francesco Battistella tra tutti, che ha in qualche modo, e Daniele Fontò qui davanti a me, che è un quotidiano riferimento sul raggiungimento dell'obiettivo. Ecco, questo è un grande merito che io lascio davvero loro. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Filippo Miola, vicepresidente di Confindustria Vicenza, con delega appunto alla digitalizzazione. Quindi diciamo che queste iniziative e soprattutto degli imprenditori sono sempre delle cose che fanno la differenza. E noi abbiamo un tessuto produttivo a Vicenza molto manifatturiero, quindi la manifattura, seppur negli ultimi tempi un po' bistrattata, un po' diciamo dimenticata per certi versi, è invece fonte di innovazione, fonte di continue idee e fonte di genialità e di prodotti che poi vanno nel mercato e appunto li troviamo dentro a prodotti straordinari, anche se non direttamente prodotti costruiti come diciamo all'interno dell'azienda. Cioè, voglio dire, noi lavoriamo per supply chain importantissime come l'automotive, ok? Altro ambiente e settore un po' in difficoltà, però siamo aziende che hanno una capacità di produrre e di innovare straordinaria. Però per produrre e per innovare ci sono bisogno delle persone. Le persone sono quelle che fanno sempre la differenza e appunto la formazione delle persone è fondamentale per poi riuscire a portare in azienda delle figure che riescano a tradurre e a mettere in pratica soprattutto queste tematiche nuove che sembrano facili ma in realtà sono anche molto complesse. Quindi questa iniziativa è sicuramente importante, dimostra come le imprese del territorio sono attente a supportarlo, anche il territorio, in maniera fattiva, quindi mettendoci dei soldi, perché alla fine così è stato. Confindustria ha supportato questa iniziativa, la nostra Presidente l'ha voluta subito, Laura Dalla Vecchia, e tra l'altro tra le aziende che sponsorizzano anche questo progetto, perché si ritiene importantissimo, voglio dire, arrivare. Cioè, abbiamo bisogno di far prima e di accelerare, perché sta cambiando e sta andando tutto a una velocità estrema, dove si fa anche fatica a starci dietro. Come Confindustria stiamo facendo un sacco di attività formative, questo per far comprendere agli imprenditori che cos'è questa nuova rivoluzione e come può portare efficienza e fare la differenza appunto all'interno dei processi e dei prodotti. Però c'è sempre bisogno poi delle persone. Le persone sono quelle che poi realizzano diciamo i progetti all'interno delle aziende, quindi la formazione e riuscire a creare delle persone nel territorio che siano pronte per poi realizzare e portare avanti questi progetti lo riteniamo importante e straordinario. Quindi corretto diciamo metterci in prima persona davanti, non aver paura e investire. Confindustria Vicenza su questa diciamo iniziativa non poteva che supportarla, ok? Perché è proprio la funzione di Confindustria Vicenza andare a supportare e accompagnare le aziende in questo mondo sempre più complicato e sempre più diciamo veloce. Quindi l'imprenditore di per sé, come si diceva prima, cerca di vedere un più in là, di arrivare prima, di stare appunto in sintonia con il futuro. E per stare in sintonia con il futuro oggi la trasformazione digitale, ma soprattutto l'intelligenza
artificiale e quella generativa oggi veramente stanno facendo un cambio di passo dove dobbiamo comprendere, dobbiamo capire e dobbiamo riuscire a implementarlo appunto nei nostri processi e prodotti per riuscire ad essere, diciamo, efficienti e produttivi e rimanere nel mercato ancora per molti anni. Quindi per noi è sicuramente una iniziativa che va supportata, che va copiata, perché poi copiare le buone pratiche è sempre una cosa che si deve fare, non serve sempre ripartire da zero, anzi se ci sono delle cose che funzionano ben venga, che poi l'ITS sia Padova, Vicenza, Treviso o Verona, poco importa, importante che si riesca a scerare, a portare questa formazione in tutti i territori e appunto cercare di avere persone che rimangano nei territori, perché un gran problema che abbiamo è anche questi ragazzi giovani che poi guardano sempre fuori dalla porta invece che guardare in casa propria e dove abbiamo aziende straordinarie che possono veramente far fare carriere importanti e dare molta soddisfazione ai ragazzi. Se posso aggiungere una cosa da parte pubblica, no? Perché ovviamente l'ITS è tagliato sulle imprese, però anche la digitalizzazione, sto guardando il Presidente Ciambetti, è un processo che dovremo affrontare anche nelle pubbliche amministrazioni, no? Quindi speriamo che anche questo possa portare più efficienza anche a questi enti, perché se funzionano questi funziona anche meglio i territori. Ecco, aggiungo solo questo aspetto qui che abbiamo sempre dimenticato ma che potrebbe essere importante. E quindi ecco, candido il comune a ospitare anche io gli studenti. Sì, no. Allora, io posso dire una cosa. Sono partito, diciamo, con tanta convinzione. Intanto quello che devo fare immediatamente è ringraziare la Regione nella persona del Presidente Ciambetti che ci ha dato questa opportunità di poter scambiare ancora una volta quelle che possono essere le difficoltà e anche nello stesso tempo le soddisfazioni che possono riguardare il futuro. Noi da imprenditori ci siamo mossi semplicemente perché l'evoluzione tecnologica, soprattutto nell'ambito digitale diciamo, e dell'intelligenza artificiale, sta correndo diciamo, a più non posso. Noi non possiamo arrivare come imprese, come imprenditori, diciamo, quando gli altri hanno già fatto tutta la loro emancipazione. Dobbiamo stare, diciamo, con i primi, con quelli che devono portare le conseguenze e i risultati anche nelle aziende. Perché se le aziende nel territorio veneto, dove praticamente questa presenza è abbastanza consistente, per non dire una delle prime d'Italia, dobbiamo necessariamente essere al passo coi tempi. Questa iniziativa quindi nasce da una necessità anche perché diciamo, mancano le figure, non si trovano persone preparate e adeguate a quelle che possono essere, diciamo, queste nuove iniziative, e quindi dobbiamo fare uno sforzo notevole, sforzo che a nostra lettura fin dall'inizio ci è sembrato come una cosa abbastanza difficile raggiungerlo in poco tempo. E quindi questo poco tempo ci ha costretti, ma anche con piacere, perché abbiamo visto che l'interesse da parte industriale c'è. Si tratta solamente di coinvolgerli, si tratta solamente di farli partecipare, si tratta solamente anche qualche volta di fare delle congiunzioni che possono darci dei risultati. Credo che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta. Non dimentichiamo, diciamo, quello che è il compito del Volpato, che è quello di passare, diciamo, tutte le proprie esperienze e anche le proprie soddisfazioni attraverso l'istituzione di un corso di questo tipo. Devo comunque dire che il ringraziamento parte soprattutto da quelli che hanno voluto essere presenti con noi fin dall'inizio, perché è come dire, un salto nel buio che fortunatamente stiamo avendo come dei risultati, che siamo partiti con le 20 aziende, siamo già arrivati quasi a 24 aziende, quindi vuol dire che se noi
divulghiamo abbastanza bene questa nostra iniziativa, probabilmente il Volpato dovrà fare un'altra aula dalle nostre parti. Io lo auspico e devo dire che sono compiaciuto che tutte le istituzioni ci siano e vogliono darci delle possibilità. Dobbiamo anche aggiungere un particolare. Questo corso nasce con degli indirizzi ben precisi che ci danno solamente, diciamo, quello che poi è la preferenza nell'ambito industriale, ma sappiamo che l'ambito industriale ha parecchie sfaccettature che possono essere risolte tutte con l'insediamento di quello che potrebbe essere l'insegnamento giusto. Guardiamo allora con piacere al fatto di essere pronti a, diciamo, iniziare in un modo. Dobbiamo anche essere pronti di cambiare sulle eventuali e future evoluzioni e dobbiamo essere capaci di inserire in aziende che purtroppo qualche volta non sono ancora pronte a ricevere queste cose, ma però devono essere consapevoli che il futuro dovrà essere in questa direzione. E quindi mi farà piacere se questo che abbiamo iniziato, soprattutto nel territorio vicentino, e siamo l'unica specializzazione in proposito, che serva nel territorio non solo della Valle del Lagno, ma di tutta la provincia di Vicenza e anche oltre. Grazie. No, volevo solo aggiungere una cosa, perché credo che come diciamo associazione di categoria come Confindustria, esempi come questo, e quindi esorto Francesco sta cosa a raccontarla, perché nella mia idea la condivisione e soprattutto la contaminazione di cose fatte bene e che funzionano è determinante per non lasciare nessuno indietro e per aiutarci, perché se è sempre più complicato, sarà sempre più complesso. Quindi se come associazione andiamo a condividere le esperienze e a raccontarci di più quello che facciamo con gli altri, credo sia fondamentale. L'ITS c'è da molto a Vicenza. Questa è un'iniziativa nuova su un tema straordinariamente importante, perché è il tema attuale, il tema del futuro, e lo sarà sempre di più, perché ormai questa rivoluzione non la fermi, anzi è pervasiva, quindi comprendere è determinante, ma credo sia determinante. Ieri eravamo in FIT, un'altra azienda, e chiedo anche direttamente a te la disponibilità poi anche ad aprire le porte delle aziende, perché gli altri vedano, soprattutto quelli un po' più piccoli, un po' più indietro, perché il nostro tessuto produttivo è fatto anche da piccole e medie imprese che molte volte non hanno le risorse interne per fare tante cose. Quindi diciamo che quelle più grandi è, secondo me, anche un po', diciamo, questa come si può dire, un po' sta cosa che devono fare per come dire, ritornare anche al territorio qualcosa che il territorio comunque ha dato, perché noi viviamo in un territorio che ci ha dato tanto come imprese, e noi come imprese, e questo lo state facendo, volete ritornare al territorio anche della ricchezza che poi rimanga. Quindi è importantissimo quello che si sta facendo. Ringrazio il Volpato per la collaborazione, però bisogna, come dicevi anche tu, ragionare insieme e anche essere pronti a modificare la rotta, perché qua come si dice, si corre forte, e quindi ci vuole una collaborazione con la parte formativa anche per cambiare in corsa certe cose, perché veramente si va via molto molto forte. Grazie. Vabbè, io parlo da qui, visto che... Ok, si sente? Sì, grazie. Beh, è difficile per me aggiungere altro dopo gli onorevoli interventi che ho sentito del Presidente e dei colleghi e collaboratori, e quindi chiaramente rischio di dire cose che si ripetano. Cerco di dare un profilo più dell'azienda. L'azienda cosa cerca? L'azienda ha bisogno di talenti, e siamo tutti consapevoli della difficoltà che hanno le aziende, e che progressivamente cresce, a trovare i talenti nelle materie cosiddette STEM, nelle materie tecniche e tecnologiche, al punto che in questi ultimi anni si parla di 40, 50, 60% di gap
di risorse che non si trovano per coprire alcuni ruoli. Ecco, questo gap naturalmente è tanto più sensibile, tanto più sentito, quanto più un'azienda è rivolta verso settori più avanzati tecnologicamente, come forse lo è la nostra azienda. Ecco, io sono Giovanni Cariolato, sono il presidente della Global Display Solution, è una società che da sempre opera nel settore della tecnologia, dell'elettronica in particolare. Ecco, noi come i miei collaboratori qua, i miei colleghi, no scusate, non collaboratori, ci siamo posti questa domanda, ma allora come facciamo a trovare queste risorse che non ci sono? E abbiamo capito che abbiamo un problema di trattenimento dei giovani, abbiamo un problema demografico, giovani che non ci sono, abbiamo un problema dei giovani che fanno l'università e poi vanno all'estero e non tornano più. Abbiamo tutti questi problemi e abbiamo detto ma qualcosa dobbiamo pur fare. Ecco da dove nasce, se volete in termini pratici, l'esigenza delle aziende di investire in questi percorsi, soprattutto in questo percorso digitale che chiaramente è un percorso altamente all'avanguardia. Chiaramente non basterà perché dobbiamo formare una nuova generazione di giovani che siano appunto attrezzati per le nuove tecnologie, ma dobbiamo anche trattenerli nel territorio, che quella è un'altra domanda molto importante. Magari dobbiamo cercare di far conoscere le nostre realtà e far capire ai giovani che queste realtà non hanno niente da invidiare dalle realtà che ci sono in giro per il mondo, in modo di far capire anche a quelli che fanno l'università che non è vero che le aziende in Italia sono tutte da buttare via. Ci sono anche fior di aziende che sono anche disposte anche a trattare bene i ragazzi in maniera tale di dargli un'opportunità per rimanere nei nostri territori, e questo diciamo al di là dell'Ovest vicentino, parlo in generale del Veneto, ecco, quindi cercare in qualche maniera di diventare più attrattivi come aziende e farci magari anche conoscere di più, perché uno dei gap che abbiamo è che le aziende normalmente si fanno poco conoscere presso i giovani. Cioè, se noi facciamo un'indagine scopriamo che i giovani non sanno di certe realtà che ci sono nel territorio e quindi pensano che la soluzione sia andare in Olanda piuttosto che in Germania, piuttosto che in Inghilterra, in Svezia, perché là troveranno le aziende che gli permetteranno di fare un passo avanti. In realtà ce ne sono anche nel nostro territorio e dobbiamo investire in questa direzione per cercare di trattenerli. Ecco. Infine dobbiamo partire anche dai bambini o dai ragazzi più giovani per convincerli, e soprattutto mi rivolgo, penso alle ragazze, a convincerli di andare verso la maturazione delle materie STEM, che quindi di contaminarsi nella cultura tecnologica. Ecco, per fare questo le aziende si rivolgono alle scuole medie, alle scuole primarie, fanno degli open day dedicati. Ecco, questa cosa qua dovrà essere fatta sempre di più, perché noi dobbiamo in qualche maniera convincere un maggior numero di giovani che l'industria è una bella cosa. Purtroppo veniamo da un periodo in cui le industrie italiane e venete in particolare si sono dovute ristrutturare, penso agli anni della globalizzazione un attimino forzata, quindi anni 90 e i primi 10 anni 2000, in cui le industrie hanno dovuto dare dei segnali anche negativi a volte alle persone, alle famiglie, perché le industrie hanno dovuto ridimensionarsi, ristrutturarsi. Ecco, quegli anni sono passati e adesso c'è la possibilità di un nuovo rinascimento nelle industrie e c'è la possibilità di essere anche in linea con quello che è l'evoluzione tecnologica del resto del mondo, e noi dobbiamo convincere le famiglie e appunto le nuove generazioni che c'è una possibilità di farsi un futuro. Futuro compreso quello anche imprenditoriale, perché una delle cose che dà sicuramente la possibilità la cultura digitale, e quindi questo ITS Digital, è quello anche magari di creare le opportunità per dei nuovi imprenditori del futuro, perché tutto sommato sappiamo che il digitale permette di creare nuove attività con un bassissimo investimento in capitale, e quindi è una delle strade che possono permettere a dei giovani di diventare gli imprenditori del futuro. Ecco, io penso che questo sia
un altro tassello, oltre a quello della pubblica amministrazione, che giustamente il sindaco Vadano ci ha ricordato. Sicuramente la pubblica amministrazione dovrà contaminarsi con questo progetto dell'ITS Digital, perché la pubblica amministrazione ha altrettanto bisogno delle aziende di avere analisti di dati, di avere figure giovani capaci di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, e appunto di analizzare tutte le informazioni che ci sono per poter dare un servizio migliore a tutto, diciamo, a tutto il proprio territorio. Ecco, un ultimo punto su cui vorrei, però adesso vado oltre il concetto dell'ITS Digital, un ultimo punto su cui io vorrei in qualche maniera essere aiutato, okay? Perché non bastano le idee, bisogna essere aiutati, e su questa cosa di ITS Digital abbiamo trovato l'aiuto di Battistella, che si è messo in prima persona, abbiamo trovato l'aiuto politico, abbiamo trovato l'aiuto dell'ITS. Ecco, anche su queste cose, anche sulla cosa che sto dicendo, non basta avere l'idea, bisogna farla insieme, e secondo me è una cosa che riguarda il Veneto, e cioè, per esempio, noi abbiamo tutti i nostri giovani che vanno a fare gli Erasmus in giro per l'Europa. Ecco, vorrei pensare che ci sia un modo per attirare giovani esteri a venire a fare gli Erasmus nel Veneto. Magari non sarà facile attirare un giovane tedesco o francese a venire a fare l'Erasmus in Veneto, però per esempio da noi in azienda abbiamo in questo momento un giovane serbo dell'università serba che sta facendo l'Erasmus da noi, 3 mesi. Ecco, quindi andare in qualche maniera a fare una promozione presso le università dei nostri paesi vicini, magari quelli meno ricchi, quindi Serbia, Romania, che so, Bulgaria, questo qua, e cercare di fare degli scambi, degli accordi per cercare di attirare giovani neolaureati o che si stanno laureando a venire a fare gli Erasmus presso le nostre aziende e presso le aziende del Veneto. Quindi adesso non sto parlando della Valle Agno o dell'Ovest Vicentino, ma penso a un concetto di rendere il Veneto più attrattivo per i giovani, perché alla fine la domanda è quella: come facciamo a renderci più attrattivi come azienda, più attrattivi come zona, più attrattivi come regione, e poi infine anche più attrattivi come Italia. Ecco, io farei un progetto del genere. Se qualcuno mi dice che è disposto a collaborare, io sono a disposizione. Ecco, un'altra cosa ultima che lancerei, in cui ci vuole la collaborazione un po' più ampia di quella che abbiamo usato finora, e che ho visto che in Italia nel nord Italia sta già cominciando a succedere, mi riferisco alla zona lombarda, e cioè perché non creare un ITS Digital in uno dei paesi del Nord Africa tipo la Tunisia. Ho visto che Bergamo ha lanciato un piano per farlo in Egitto, per esempio. Io so che nel Veneto ci sono fior di aziende che sono presenti in Tunisia, mi riferisco a Zopas, mi riferisco a Marzotto, Benetton, ho in mente Sitela Precisa di Padova, e ci siamo anche noi nel nostro piccolo. Quindi io conosco queste, ma probabilmente ce ne saranno di più di altrettante. Ecco, nel futuro potremo portare il nostro ITS Digital, che so, la mia preferenza sarebbe a Tunisi, perché noi siamo presenti a Tunisi, per formare dei giovani che poi attiriamo in Italia, formati, già presenti nel lavoro magari, e quindi attiriamo non come immigrazione, diciamo, irregolare, ma come immigrazione professionale, e che possono costituire una fonte di gioventù del futuro, che poi magari si faranno le famiglie qui e daranno continuità. Anche questo progetto, magari se c'è interesse, mettiamo assieme le aziende che sono più interessate, facciamo uno schema tipo abbiamo fatto nella Valle Agno, e mettiamo insieme il supporto politico, se è disponibile, e facciamolo prima anziché piangersi tanto addosso che ci mancano i giovani, facciamo qualcosa per attirare giovani e per trattenere quelli che abbiamo. Ecco, con questo io ho finito. Ecco, scusate, mi scusi solo un minuto.
Volevo farvi vedere un video che abbiamo fatto noi e che presentiamo nelle scuole per cercare di dare un messaggio ai giovani. Ecco, non so se si può far partire. Hai mai pensato a cosa hanno in comune i grandi display con arrivi e partenze nelle stazioni di Berlino, Oslo, Parigi? Le luci a LED intelligenti che illuminano le strade della tua città? O ancora i pannelli con gli orari che vedi ogni giorno alla fermata dell'autobus? Tutti questi dispositivi vivono di elettronica, meccatronica, informatica. Hanno un cervello locale e una destinazione globale. Dietro a tutto questo ci sono passione, innovazione e il lavoro di tanti professionisti. Tecnici, ingegneri, progettisti, manutentori, programmatori e informatici. Creano progetti unici, si divertono a sperimentare. Lavorano in squadra per dare vita a soluzioni sempre più all'avanguardia. Ma di cosa parliamo nella pratica? Quali lavori fanno? Ti presentiamo Martina, una professionista che vive e respira innovazione nel reparto ricerca e sviluppo. È qui che nascono le idee per i nuovi progetti elettronici. Li immagina, li visualizza nella sua mente e poi li mette su carta, dando vita a qualcosa di concreto. È da qui che tutto inizia. Se hai una visione, qui puoi trasformarla in realtà. Da Martina a Francesca. È lei che progetta e disegna ogni singola parte del circuito elettrico. Immagina un puzzle. Per Francesca, ogni tessera è un componente elettronico e il suo compito è farli combaciare alla perfezione. Se precisione e pazienza sono i tuoi tratti distintivi, sei nel posto giusto. Il circuito è pronto, ma funzionerà davvero? Qui entra in gioco Tamara, con il suo fidato oscilloscopio. Immaginalo come una sorta di elettrocardiogramma per circuiti. Grazie a questo strumento, Tamara controlla il battito della scheda elettronica, verificando che tutto funzioni come previsto. Curiosità e attenzione, perché ogni dettaglio conta. I nostri prodotti devono resistere alle condizioni più estreme, persino ai fulmini. Ecco di cosa si occupa Nicola nel nostro laboratorio. Mette i circuiti sotto stress, simulando situazioni critiche. Immagina un temporale o forti disturbi elettrici. Nicola testa i dispositivi proprio per verificare se riescono a resistere e funzionare anche nei momenti più difficili. Ogni problema ha la sua soluzione, basta trovarla. Cosa sarebbe un film senza il suo regista? Per noi, il regista è Jody, il programmatore. È lui che dà vita al cervello del circuito elettrico, scrivendo il codice che decide cosa il prodotto può e deve fare. Come un regista che dirige una scena, Jody coordina ogni funzione, rendendo il sistema intelligente e capace di rispondere alle esigenze concrete. Libera la tua creatività e trova nuove soluzioni per far funzionare tutto al meglio. A Gianluca spetta l'onore di riunire tutte le parti, schede, cavi, display, tutto ciò che i suoi colleghi hanno preparato prima di lui. Proprio come i pezzi di un grande Lego, Gianluca mette insieme tutti i tasselli, dando vita a una soluzione pronta per il mondo reale. Il gioco di squadra è fondamentale, ma la decisione finale è tua. Creatività, problem solving e tanto gioco di squadra. Elettronica e meccatronica, ora lo sai, sono nei dispositivi che usi ogni giorno. Le menti brillanti dietro questi prodotti sono ragazze e ragazzi, proprio come te, che hanno scelto di fare la differenza con la tecnologia e l'innovazione. Che tu voglia diventare un ingegnere, un designer, uno sviluppatore o un inventore, il futuro è nelle tue mani. Non voleva essere una promozione della nostra azienda, è chiaro, questo non è la sede. Volevo solo mostrarvi quello che stiamo facendo noi nel nostro piccolo per comunicare alle scuole e soprattutto anche alle generazioni più giovani l'interesse verso queste materie STEM in generale. Quindi partiamo dalle scuole medie a mostrare questi filmati, ecco perché vedete anche molte ragazze nel filmato, no, che servono per attirare in questo concetto. Ecco. Grazie. Nel frattempo mi sono arrivate alcune richieste da parte di chi ci sta seguendo da remoto. Ziroldo, se nel comunicato poi possiamo allegare le slide arrivate. Altra domanda era quante aziende hanno partecipato, ma prima Francesco Battistelli aveva già dato dei numeri, pare 20, adesso siamo a 24.
ultime 2 devono ancora, diciamo, formalizzare la cosa, ma però abbiamo già avuto il consenso, quindi siamo arrivati a 24. Quindi il cluster iniziale comunque era di 20, siamo in allargamento visto che il progetto sta circolando anche in altre Abbiamo aziende. notato comunque che noi, quando siamo arrivati a 20, non abbiamo più spinto, diciamo, per avere, diciamo, altra situazione. È chiaro che man mano che la cosa si divulga nel territorio c'è anche la curiosità e anche la possibilità di avere altre partecipazioni. Ecco. Altra domanda che mi sta arrivando, la giro al direttore, come si sviluppa il corso, cioè nell'annualità come funziona il corso? Allora, i percorsi sono biennali, sono percorsi di 1800 ore, 40% delle ore sono in azienda e il rimanente sono appunto in contesti laboratoriali di aula. È molto pratico, è molto fare, è molto nell'agire, è molto legato a obiettivi e project work, cioè mettiamo i ragazzi attorno a una consapevolezza di crescita anche in un agire pratico. Ecco che il ruolo dell'azienda, che l'attività svolta all'interno dell'azienda non è un fare, ma lavorare su un obiettivo dentro la sinergia degli apprendimenti che sono nati e proseguiranno anche all'interno del laboratorio. L'apprendistato è un tipico esempio di questo, chiama in un ruolo nuovo lo studente che diventa un lavoratore, ma un lavoratore in apprendimento. Ecco che questa sinergia impresa, scuola, istituzione, accademia è sinergica fino in fondo. Reagisco solo a un elemento rispetto al tema dell'estero. Questo è un tema molto sensibile che il Ministero sta portando avanti con forza. L'Egitto è un progetto nazionale, si inserisce nel piano Mattei, tutti gli ITS sono coinvolti, anche il nostro, c'è una progettualità in essere tale per cui transitare e far evolvere ragazzi in qualche modo da, in questo caso l'Egitto, perché possano formarsi lì in Egitto come una fase preformativa e poi essere inseriti in un contesto qui. Ecco che allora abbiamo bisogno di importare, da un lato non farli scappare, e non farli scappare all'estero, ma anche in altre regioni, intendo dire, attenzione che quanti giovani formati nelle nostre istituti, nelle nostre università, poi vanno in Lombardia, per esempio, ecco, innanzitutto e poi portare giovani che oggi fatichiamo ad avere da formare e inserire nelle aziende. Ecco, questa è un po', quindi una struttura biennale, Presidente. Benissimo. C'era altro? Massimiliano? Non sente da... Scusate, appunto proprio per il la tipologia di percorso molto pratico, eccetera, c'è una selezione per i giovani che faranno domanda e se sì, quali pregressi percorsi formativi sono privilegiati? Un istituto professionale piuttosto che un liceo? E se poi dopo l'alternanza scuola-impresa l'azienda magari ospitante prevede degli stage in vista anche di un eventuale impiego, assunzione nell'azienda stessa? Grazie. Grazie. Allora, rispetto al ruolo dell'impresa, l'abbiamo appena detto, sì, lo stage è una forma, l'apprendistato è un'altra, cioè il modo nel quale l'azienda interagisce all'interno del percorso, durante il percorso e fino al completamento può assumere la forma dello stage tipico, alternanza o la forma dell'apprendistato. Questo peraltro è interessante perché già dopo, nel percorso biennale, già dopo i primi 5 mesi, 4-5 mesi di inserimento nel contesto formativo già entrano nell'azienda. Ecco che da subito, senza attendere in esito, i ragazzi sono già pronti per essere in qualche modo contestualizzati nell'azienda, nelle imprese. Il processo di selezione sì, noi siamo ovviamente un'academy, dobbiamo in qualche modo dare garanzia anche di un processo trasparente, le selezioni avvengono attraverso, nel nostro caso anche attraverso una modalità innovativa, abbiamo cercato di proporre qualcosa di nuovo rispetto al già visto, e il già visto mi riferisco per esempio a
calde giornate estive all'interno di grandi luoghi dove tanti ragazzi si mettono attorno ad un foglio di carta a fare dei test, noi abbiamo pensato che se tu sei interessato oggi, finito l'orientamento, sei interessato e vuoi, non accolgo solo il tuo nome come prescrizione, ma ti seleziono. Quindi abbiamo avviato un modello nuovo tutto online di selezioni attraverso dei test motivazionali, attitudinali e dei colloqui con una commissione variamente composta da 3 soggetti di un panel di 40 esperti che provoca una selezione continua e un aggiornamento di graduatorie continue fino a completarsi. È iniziato a metà febbraio, si completerà a fine giugno. Andremo a selezionare ragionevolmente circa 700 studenti rispetto ai 480-500 che avvieremo al percorso formativo. Quindi chi è interessato oggi è già disponibile, entrando sul sito web può attivare il processo di iscrizione alla selezione. Quindi proprio informazione di servizio, chi è interessato alla cosa deve guardare adesso per poi appunto entrare in questo percorso di selezione. Come diceva Ziroldo, il settore formazione della Regione Veneto è attento a questa iniziativa, l'assessore Valier Mantovan la sta seguendo in maniera puntuale e precisa proprio perché, come l'abbiamo visto noi e come ho detto prima, è veramente un esempio che va raccontato e secondo me anche esportato nel resto del Veneto, perché proprio vedere questa sinergia e questo interesse diretto delle aziende di creare un momento di alta formazione, guardando proprio ai loro obiettivi strategici del prossimo futuro, è una cosa che, ripeto, va raccontata e secondo me esportata. Io non ho altri stimoli arrivati, se non c'è altro da aggiungere. Sindaco Zordan, prego. Solo un'informazione di servizio, perché il 31 marzo, lunedì 31 marzo, dalle 16 alle 18 ci sarà l'Open Day, quindi sarà visitabile presso la sala Cristina Castagna in via Gasdotto a Valdagno la presentazione dell'ITS, quindi un'informazione importante per chi è interessato. Tra 10 giorni insomma c'è questa... Siamo nel momento giusto per darla. Esatto. Bene. Altro da aggiungere? Francesco Battistella? No, allora, mi sembra che il giornalista prima aveva chiesto, diciamo, se ci sono delle preferenze rispetto, diciamo, ai corsi formativi in precedenza. Questo corso, fra le altre cose, che non è indirizzato solamente alle scuole medie superiori di carattere tecnico, è indirizzato soprattutto alla parte liceale. Perché? Perché a un certo momento noi sappiamo che la dispersione scolastica, oltre, diciamo, questo limite, va a una dispersione scolastica che raggiunge circa il 30-40%. Il che significa che queste persone non possono essere disperse senza nessuna formazione di particolare importanza, perché hanno una preparazione adeguata, compresi i licei, che devono indirizzarla da qualche parte, e questo è l'unico modo per indirizzarla e avere anche subito delle specificità per avere un posto di lavoro adeguato. Ecco. Miola? Sì, volevo dire che questo di nuovo, come hai detto ben tu prima, ha la modalità che è diversa, però gli ITS sono qualcosa che esistono da molto tempo e sono straordinariamente importanti per le nostre imprese. Penso anche al Meccatronico Veneto, che è nato al Rossi di Vicenza e ha veramente una retention importante da parte dei ragazzi, perché nel nostro territorio sono risorse straordinariamente importanti. Quello che esorterei le imprese a fare è di avvicinarsi a questi ITS, perché molte imprese non li conoscono bene, perché poi è vero, ci sono i soliti, come si dice, no? Che vanno, mettono e portano a casa, che giustamente hanno capito l'importanza dello strumento del contenitore, ci mettono le persone, non faccio nomi, una del Bassanese, c'è dentro, parlo del Meccatronico Veneto, ma giustamente hanno capito l'importanza, e quindi c'è bisogno anche, come dicevo prima, di raccontare anche a tutte le altre imprese l'importanza di queste organizzazioni, proprio per formare quelle persone che vengono a fare la differenza all'interno delle nostre imprese, perché dobbiamo fare la differenza per rimanere in questo mercato che è sempre più complesso, sempre più difficile. Ecco, è stato toccato, Giroldo, prego. Ecco, è stato toccato, grazie, il tema anche di altri ITS. Il Veneto ha 8
in qualche modo academy, la politica regionale individua delle academy legate ad ogni settore. Noi ci occupiamo del mondo del digitale e del mondo dell'informazione, della comunicazione e dell'analisi dei dati. Poi ci sono tanti altri comparti, il meccatronico già citato, citerei il turismo, l'agroalimentare, il tessile, userei anche tutto il tema della logistica e tanto altro. Ecco, sotto questo profilo. L'altro elemento che quindi completo, e grazie rispetto alla domanda che era stata posta, sì, i titoli in ingresso sono il diploma di scuola superiore o in alternativa, tipico diploma, o in alternativa il diploma professionale del sistema della formazione professionale IFP e un percorso IFTS che quindi è l'anello d'aggancio verso l'ITS. La riforma Traduciamo l'acronimo per chi ci sta ascoltando. Istruzione e formazione professionale, quindi la IFP, istruzione e formazione professionale, e gli acronimi IFTS, istruzione e formazione tecnica superiore, sono acronimi che spesso poi ci riportano ITS, sono tutti acronimi che in qualche modo definiscono istituti e aree di formazione professionale. Ecco, sul tavolo abbiamo invece proprio di recente una grande riforma che è quella del 4+2, cioè di un canale nuovo, alternativo, e proprio un canale nuovo che vuole dare identità ad un percorso quadriennale di stampo europeo attraverso il diploma quadriennale e un canale diretto verso il sistema ITS. Ecco che diploma in 4 anni e ITS in 2, quindi 4+2. Questo è anche un processo che tende ad accelerare e accelererà l'ingresso nel sistema lavorativo dei ragazzi, quindi accorcerà di 1 anno, ha una grande complessità perché va riprogettato completamente il percorso fin dall'inizio. L'ITS Volpato è già presente con alcune esperienze in fase di progettualità e peraltro nel pomeriggio io parteciperò a un tavolo regionale proprio su questo, proprio perché è qualcosa di nuovo in fase di sperimentazione su cui già ci sono percorsi promossi attivi quest'anno e speriamo che sempre più abbiano una risposta positiva da parte dei ragazzi. Bene, se non c'è altro, io direi di chiudere questa conferenza stampa che è stata molto sia di informazione ma anche di stimolo e appunto vediamo e seguiremo sicuramente come Regione Veneto, ripeto, anche i primi passi dell'ITS Digital Academy, perché è appunto una cosa che, ripeto, ha per noi un grande interesse e spero possa anche essere, ripeto, copiata, gemmata in altre realtà del Veneto.